Allora, Fabio Conte, Listatosi, l'aspetto invece dell'immigrazione, non diciamo profughi perché appunto diventa, cioè, anzi, Grazie. è fuorviante perché sono percentuali ben precise. Gli immigrati che arrivano, la posizione netta di alcune regioni, che cosa ne pensate voi? Cosa ne pensa lei? Allora, senza ripetere quanto è stato detto da chi mi ha preceduto negli interventi, No, no, il vostro punto, perché poi ci questo è un possono essere delle problema, no, perché differenze. parte, io sono Il un cittadino medico, deve capire io la ragiono come specificità. medico e faccio sempre le diagnosi sulla base dei sintomi, cerco poi di trovare una terapia e spero insomma, che funzioni. Allora, il problema è che noi negli anni non abbiamo saputo gestire il problema dell'immigrazione, destra, sinistra, cioè, voglio dire, saranno stati momenti meno, diciamo, dove il problema era meno sentito, però abbiamo creato delle premesse per cui oggi ci troviamo di fronte a una situazione, come è stato detto dal senatore, che ci impone, in qualità di primo paese accogliente, proprio l'obbligo di diciamo, dare assistenza a questi immigrati. Però cosa succede? Succede che ci sono i rifugiati politici che hanno un certo status al quale che deve essere salvaguardato, da altri che sono invece persone che fungono dalla povertà, che hanno altri motivi, mettiamoci dentro la Salvini anche il discorso dei delinquenti, eccetera. Allora, è chiaro che se non riusciamo a, in tempi stretti, quindi è un discorso di burocrazia e qui il governo ha delle responsabilità secondo me, ma per dare lo status di rifugiato politico devono aspettare 1 anno e mezzo, 2 anni, questi signori, è chiaro che restano sulle spalle dei contribuenti per tutto questo tempo. Primo. Secondo, non possiamo pretendere, o meglio ancora, è facile parlare e dire anche l'Europa deve farsi carico, ma se già diamo l'esempio come regioni che non siamo solidari tra di noi, cosa pensiamo? Allora, invertiamo le parti, mettiamo che la Germania sia ai confini con la Libia e arrivano questi sbarchi e chiedono all'Italia di prendersi gli immigrati. Noi cosa diremo? Cioè, voglio dire, allora, cominciamo a fare un ragionamento su quello e arriviamo a come può essere una terapia. Cioè, la terapia non può essere quella di dire affondiamo le barche oppure facciamo i centri di accoglienza lì. Ci vuole, è tutto un Sì, percorso. io le interrompo questo punto di vista, perché qua riprende appunto quanto è stato detto. Perché se no parliamo e Se no basta. l'obiezione dei cittadini, che tante volte fanno anche i cittadini, dicono è vero questo, è giustissimo, poi c'è Poi i l'aspetto sindaci che non umanitario. possono, i sindaci che queste sparate di alcuni presidenti di regione, tra l'altro con insomma, ex ministri di interno comunque, quindi persone che hanno a suo tempo gestito il problema e quindi dovrebbero, a mio avviso, conoscerlo bene, non possono dire che i sindaci devono rifiutare l'accoglienza perché non hanno gli strumenti per rifiutare l'accoglienza i sindaci. Io ho fatto il sindaco per 10 anni, so benissimo che se mi arriva dal prefetto la richiesta di mettere, di accogliere gli immigrati, e i fatti, vedremo che i fatti non mi smentiranno, Ecco, perché se però se si arrivassero a arriva, Padova sì, domani 200 immigrati perché il prefetto decide che devono venire a Padova, voglio vedere cosa fa Bitonci, se li deve cucare. ecco, però certamente dopo, per carità, dopo però Poi il che primo questo sia un cittadino risponde. problema, Sì, che sì. questo sia un problema che va affrontato ed è un problema drammatico perché c'è tanta gente che non arriva alla fine del mese, anzi non sa neanche la prima No, ma lei sa settimana. bene, il problema del cittadino è molto semplice e banale. Eh, Abbiamo una giustizia che non viene applicata, che non è giustizia, che non è certa, abbiamo tantissimi casi di delinquenti, in percentuale superiore purtroppo sono anche stranieri, perché non sono tutti sì. quanti immigrati per motivi economici, tantissimi, che delinquono, che il giorno dopo sono di nuovo fuori, le forze dell'ordine non sono sufficienti, il cittadino insicuro. Se arrivano masse importanti come in certi comuni, lei sa benissimo anche del territorio della provincia, Battaglia Terme è un esempio, che non riescono ad essere gestiti, queste masse critiche spaventano, creano insicurezza ai cittadini, noi non abbiamo la capacità di gestirle, non si possono fare i campi profughi perché non possiamo avere, e quello che è stato fatto in Friuli di un campeggio per migranti diventa paradossale, o una caserma con 200 persone, 200 uomini dentro non è ammissibile, crea disarmonia sociale, chiamiamola così. Dopo gestirla, quando ormai la patata c'è calda, è difficile farlo, è meglio farlo a livello preventivo. Allora tanti dicono, non è meglio avere una posizione dura che l'Europa, come fa la Germania, dice, capisce che l'Italia non è un osso duro e quindi devi conciliare, piuttosto che essere accoglienti, concilianti, poi tanto comunque dovrai sempre cedere tu. E nel frattempo tu hai una situazione interna che non riesci più a gestire. Vediamo certi quartieri a Roma dove veramente non ne parlo a livello nazionale, se non in certi servizi o in certe trasmissioni
ben precise, però caspita, io ho persone che mi hanno raccontato che vivono lì, è pazzesco. Si arriva a persone che comprano le armi, ce le hanno a casa, ma siamo arrivati tipo agli Stati Uniti d'America, cioè non mi sembra che sia carina la cosa. Quartieri del Trevigiano dove già succede questo. Concordo. Io qui lo dico questa buttata, adesso la passo anche... No, concordo, e allora bisogna ridiscutere il Trattato di Dublino. Bisogna discutere, quindi il governo italiano deve avere gli strumenti per andare in Europa e far sì che venga rivisto questo Trattato di Dublino, perché senza le modifiche del trattato gli altri paesi fanno come, tra virgolette, alcune regioni fanno in Italia, che si avvalgono della diciamo... La facoltà di dire non ti voglio. Però è un problema drammatico che va affrontato, però voglio dire, va affrontato con un governo forte che in Europa si faccia sentire e con una efficienza da un punto di vista amministrativo nell'identificare chi sono i veri rifugiati politici e quelli che invece che vengono qui a delinquere e quelli rimandarli nel proprio paese, non che rimangono qui anni che poi spariscono, non si sa, e allora giustamente abbiamo 42.000 disoccupati, abbiamo tanta gente che non sappiamo cosa fa, anzi immaginiamo cosa faccia. E abbiamo una percezione della sicurezza dei cittadini che è bassissima, cioè vuol dire, sono tutte cose che poi sono conseguenze. Può diventare ingestibile, infatti no, assolutamente, dopo le ridò la parola naturalmente. Alessio Zanon, Forza Italia. Allora, qui torniamo, magari chiedo invece le liste dei partiti, se possiamo vederle, i risultati delle liste, qui entriamo sempre più nello specifico. A livello nazionale comunque c'è stato un crollo verticale di Forza Italia come partito politico, c'è chi dice non rappresenta neanche più un partito politico senza una dirigenza di un certo tipo. Alfano ha deluso le aspettative, poi per carità rappresenta anche una posizione un po' difficile, però c'è un però, i risultati sono questi. Che cosa a livello territoriale cosa può dire? Noi abbiamo pagato indubbiamente l'astensionismo del popolo di destra che periodicamente con le nostre mancanze di programmazione politica nei territori e soprattutto la mancanza di un programma condiviso ci ha punito, questo a livello nazionale e ancora di più a livello regionale. Chi è il leader adesso di Forza Italia a questo punto? Forza Italia ha un leader unico e sarà sempre lui, il presidente Berlusconi. Non ne abbiamo altri leader. Non ci sono altri leader. Il presidente Berlusconi è l'unico leader che ci sarà oggi e ci sarà anche domani. Probabilmente domani sarà solamente come il suo insegnamento, però è il nostro leader. E noi indubbiamente stiamo scontando una serie di mediocrità che abbiamo all'interno del nostro partito, che all'ombra del grande leader non sono stati in grado di raccogliere nulla. Il voto nel Veneto ha... Quindi è un partito politico che si regge sul leader? È un partito politico che si regge sul leader. Io direi per fortuna in questo momento. Infatti abbiamo pagato... Perché se non le dice neanche il 6%. Infatti abbiamo pagato l'impossibilità del presidente De Berlusconi di fare una campagna elettorale per tempo, perché era impedito per una serie di situazioni ben conosciute, e i nostri politici territoriali non hanno saputo trasmettere nulla di credibile al nostro elettorato. Secondo lei il caso Galan ha condizionato l'esito elettorale? Indubbiamente, quando si parla sempre di queste cose, Galan piuttosto che Chisso, piuttosto che Sido Corsoni del PD o altre cose, incidono sulla fiducia di un tessuto territoriale. Il popolo o il cittadino veneto ha voluto premiare il presidente Zaia perché è la continuità di una politica e non hanno voluto fare un salto nel buio. Votare un PD con una rappresentanza così bassa non hanno avuto il coraggio di farla, come per esempio il voto Ma lì il PD secondo lei è stato sbagliato il candidato oppure come diceva Moretti indubbiamente. È stato io adesso non voglio entrare in merito su queste cose, ma indubbiamente presumo che qualcosa di migliore potevano proporre. Io penso che anche all'interno del nostro Veneto ci sono dei sindaci di PD molto più combattivi su questo punto, però non voglio entrare perché ho già le mie dimagagne da dover sopportare. Cioè, ritornando all'argomento, nel Veneto ha premiato una lista Zaia per la continuità della politica. Non ha voluto appunto fare un salto nel buio. Il 5 Stelle ha dimostrato il suo limite, che è arrivato, ormai il suo limite, sia nazionale che regionale.
I voti degli indipendentisti sono quei voti di protesta che ci sono santuariamente e continuativamente nelle nostre elezioni. Noi in questo portiamo un nostro valore aggiunto alle liste del Presidente Zaia, perché con il nostro contributo, oggi siamo così, però il centrodestra, il Veneto è di centrodestra, avremo modo, dopo un'analisi attenta di quello che succederà al nostro intento, per primo mi sento di dire squadra che perde si cambia, da quel punto si parte con una ricostruzione nuova. Perciò il nostro valore all'interno della lista Zaia è importante come lo è stata 5 anni fa, per i 5 anni passati. Detto questo, noi facciamo autocritica, indubbiamente. Ma vedete vie di soluzione a questo? Oppure ma la via di soluzione c'è. No, io dico, una volta tolto il leader, non siete stati in grado di ricompostare, di ricostituire un partito con una sua fisionomia ben precisa. E un leader non è che può durare fino a 90-100 anni, cioè, viva Dio, già sta pensando alla sua successione. Se però è una successione che non è difficile trovare un leader che trova un successore. Il leader è espressione di un programma politico. E manca quindi un programma politico. Di conseguenza il leader c'è, però manca il programma politico oggi, o comunque manca una trasformazione del nostro programma liberale, che è quello per cui è nato anche Forza Italia, portarlo ai tempi d'oggi. Chiarissimo. Posizione invece di le decisioni prese da Alfano e sostenute ovviamente da Renzi se chiede a me di Alfano, nonostante sia stato un amico per lunghi anni, non può essere che negativa. Alfano è il peggior ministro degli esteri, dell'interno che abbia avuto questo paese, è un incapace politicamente parlando, è lì solo esclusivamente per rappresentare la sua parte di lobby politica all'interno del governo. Al presidente Renzi va bene perché tacciono, fanno quello che vuole lui, e si dà quella diciamo, maschera di governo aperto. Perciò Alfano farebbe solo bene ad andarsene immediatamente da questo governo e metterne uno più capace che probabilmente si troverebbe. Per quello che riguarda l'immigrazione è tempo di dire basta, ma non voglio allungarmi quello che hanno detto i colleghi che hanno parlato. Tutti sappiamo il problema dell'immigrazione e quello che è veramente la loro necessità, però basta, va affrontata. Se non l'affronta l'Europa, affrontiamola noi. Abbiamo perso abbiamo perso una grande occasione quando il presidente Renzi era presidente dell'Unione Europea di battere i pugni. Abbiamo perso questo per sua incapacità. Oggi come la risolviamo? Bene, oggi la risolviamo chiudendoci come una scatola. Questo sarebbe l'unico modo per mettere in discussione tutto l'apparato europeo, per poi riprendere in mano. Certo, noi siamo l'unico paese al mondo che abbiamo una forza armata di invasione. Andiamo a prenderci per farci invadere. Capisco che c'è di mezzo la vita umana, c'è un insieme di cose, però basta. Se non cominciamo a dire basta, ma essere troppo buonisti e nel buonismo non abbiamo una soluzione, non andiamo da nessuna parte. Diciamo basta, ma costruiamo un'alternativa. Chiarissimo. Allora, siamo arrivati dopo vi ridò la parola. Prima di dare la parola decisamente a chi ha preso un risultato veramente importante, andiamo in pubblicità pochi secondi e poi ritorniamo insieme.